Ma un master come questo dimostra che l'università si può aprire alle esigenze della società e può anche essere concorrenziale a livello internazionale, perché una realtà come quella della Marca e in cui questo master è inserito non c'è da nessun'altra parte. Le novità sono delle borse di studio messe a disposizione dell'INPDAP a beneficio degli studenti, e questo ci fa molto piacere e speriamo che ci siano anche altri enti, istituzioni e aziende che possano fare altrettanto. Un'altra novità, la vice direzione alla professoressa Cristina Mauracher, che ci affiancherà e migliorerà i rapporti fra gli studenti e la direzione e le aziende. Il settore dell'enogastronomia è un settore promettente, un settore che si radica nel territorio, un'economia che garantisce posti di lavoro stabili nel tempo, e quindi dobbiamo puntare a questo settore, e Valdobbiadene è la cittadina ideale su cui coltivare i talenti del futuro. Ecco perché questo master si tiene proprio in questa bella città. Due nomi, quello straordinario di Venezia e quello modesto ma significativo della Valdobbiadene, che sanno parlare una internazionalità. Ca' Foscari sancisce la possibilità che un territorio parli del suo pregio anche come operazione culturale e di investimento professionale. Questo si celebra e questo è il motivo del grazie a Ca' Foscari e alla Challenge School per aver sapientemente localizzato in una terra importante come Valdobbiadene la sua dimensione universitaria e accademica.